Presidente Fedriga, l'ultimo di 5 anni veramente intensi in cui vi siete ritrovati ad affrontare emergenze importanti, partendo dal Covid, la tempesta Vaia prima di tutte, la crisi energetica, la guerra in Ucraina, però insomma vi ha messo alla prova questa situazione, ma qual è il vostro bilancio per questi 5 anni intanto? Ma su questo voglio citare i numeri. I numeri dicono che malgrado queste difficoltà che penso abbiano contraddistinto sicuramente questa legislatura, le emergenze anche drammatiche come il Covid appunto, però siamo riusciti ad aumentare l'occupazione, abbiamo il più alto numero di occupati da quando esistono le serie storiche Istat, abbiamo diminuito la differenza di occupazione tra uomini e donne, quindi il gender gap è diminuito, siamo riusciti a far crescere il PIL di questa regione insieme a tutta la comunità regionale di più di tutte le altre regioni italiane, quindi nuove opportunità che si sono create dalle difficoltà. Mi auguro che potremo proseguire questo percorso perché le sfide e le difficoltà ci saranno sempre, noi dobbiamo avere la capacità di superarle. Pensare che i problemi non esistono è un'illusione, bisogna invece avere le spalle grosse per affrontarli bene insieme. Buoni anche gli riscontri ottenuti soprattutto quest'anno dal punto di vista del turismo, il supporto anche alle aziende nei momenti più complessi e quelli che saranno invece i nuovi orizzonti tra grandi eventi e investimenti nella scienza e nella tecnologia. Sì, abbiamo grandi eventi, appunto penso a Gorizia 2025, ma penso anche a uno dei più importanti convegni sulle tecnologie che si svolgerà a Trieste, quindi in Friuli Venezia Giulia, penso agli EIOF che si svolgeranno nelle prossime settimane, quindi grandi eventi che si abbinano a una serie di interventi fatti per supportare il turismo regionale, da quello della promozione con Io sono Friuli Venezia Giulia, i contributi dati alle strutture ricettive per l'ammodernamento, penso a tutti i percorsi di ciclovie turistiche, prima regione in Italia aver fatto un piano complessivo che cuba 1300 km e quasi 500 km già utilizzabili, penso agli investimenti fatti nella nostra montagna con 65 milioni di euro di infrastrutture turistiche per la montagna, penso ai grandi eventi, ai grandi interventi simbolo come la terrazza mare o finalmente lo sblocco delle terme di Grado, insomma una serie di misure penso importanti che non a caso sono testimoniate da numeri importanti del turismo in regione. Il 2023 sarà anche l'anno in cui mettersi nuovamente in gioco. Come ci arrivate? Come vi sentite di fronte a questa nuova sfida? Saranno i cittadini a decidere, noi ci presentiamo con quello che abbiamo fatto. Io vorrei raccontare ai cittadini l'impegno che ci abbiamo messo, i risultati che abbiamo ottenuto e dopo ovviamente starà loro il giudizio. Sarà una sfida importante e mi auguro ovviamente di poter riavere la fiducia per proseguire il lavoro che abbiamo portato avanti in questi 5 anni. Grazie Presidente, allora ci lasciamo con un augurio. Grazie mille, buon Natale a tutti e soprattutto un 2023 che, come dicevo prima, possa ridarci quella spinta e quella capacità di superare difficoltà per creare nuove opportunità per i nostri cittadini. Grazie e buon lavoro. Grazie.